omicidio avviene alla vigilia praticamente del 21 marzo che come Libera celebriamo ogni anno per ricordare le vittime innocenti di mafia. Normalmente in questo elenco che parte dalla fine dell'Ottocento con l'omicidio Notarbartolo del sindaco di Palermo e arriva ai giorni nostri, abbiamo raccolto più di 900 persone e per noi chiamiamo vittime innocenti perché ci atteniamo all'elenco del Ministero degli Interni, del Viminale, che giudica innocenti le vittime che non sono, voglio dire, cadute in un regolamento di conto tra clan. Però abbiamo fatto la scelta sin dall'inizio di inserire tutti i bambini. Ebbene, in questi giorni noi abbiamo fatto un conto che tra quei 900 che leggiamo ogni anno e che ogni anno tristamente, drammaticamente, tragicamente si aggiorna, noi abbiamo 80 bambini, 80 persone da 0 a 17 anni, insomma. E purtroppo la lista di quest'anno si chiuderà con 2 bambini di 2 anni e mezzo e di 3 anni, il piccolo appunto di Taranto, ucciso a Paragiano, e l'altro di Cassano allo Ioni, ucciso a Corigliano Calabro qualche giorno fa. Nicola detto Cocò, Nicola Campolongo. E io che ho esperienza di carcere per essere stato cappellano del supercarcere di Trani, una delle cose che sentivo ripetere dagli esponenti di spicco della malavita organizzata era che c'era un codice d'onore, che le donne e i bambini soprattutto non si toccano. Era una favola, perché già in quegli anni, e parlo della fine degli anni 80, inizio degli anni 90, i bambini venivano uccisi. La mafia non ha mai smesso di uccidere i bambini, questo voglio gridarlo perché questo codice d'onore esercita o ha il potenziale di esercitare un fascino anche sui più giovani, per dire che quella è una società d'onore all'interno della quale delle regole vengono rispettate e quindi merita un rispetto. Queste persone assolutamente non meritano il rispetto, hanno una dignità che è stata calpestata già nelle loro coscienze e arrivano a compiere atti di questo genere. E allora il richiamo è duplice: da una parte uno Stato che deve rendersi più presente e non può farlo soltanto con la repressione, con le forze dell'ordine, con l'attività dei magistrati, cosa che vorremmo sempre più efficace, sempre più efficiente, nella maniera più assoluta. Dall'altra parte però vorremmo che si coltivasse la memoria, cioè si rendesse sempre viva, cioè che come dire, anche il mondo dell'informazione